Eccoci, ciao a tutti, ciao, ecco Soundtrack City. Dunque, come vedete già è lì vicino a me Massimo Privitera e anche se non ha il sottopancia, quello che vedete alla sua destra è Federico Biella. Perché? Ciao Federico, ciao Massimo. Ciao Marco. Dunque, perché oggi faremo un po' un numero zero di una rubrica che si chiama Musicarta, e cioè noi parleremo di libri che trattano di musica nel senso più ampio del termine. E siccome è una versione zero, una versione beta che poi riprenderemo a settembre, ovviamente la testiamo su noi stessi per evitare poi magari problemi. Quindi la testeremo sui i libri che ho scritto io e quelli che ha scritto Massimo, in questo caso insieme a Federico Biella. Cercheremo ovviamente di non essere autoreferenziali, ma come dire, di partire da questi libri, ma per parlare un po', insomma, dei vari temi che affrontano i libri, che sono sempre a carattere musicale e inerenti alla musica applicata. E questo lo faremo non da soli, ma con due altri amici. Allora, qui abbiamo lui, Alessandro De Rosa. Ciao Alessandro. Ciao, ciao Marco, ciao Massimo, ciao a tutti. Ciao. Peraltro, Vi ricor- Alessandro anche scrittore, anche compositore, quindi chi meglio di lui può essere qui? E infine Pippo Russo che è scrittore, sociologo, saggista e chi più ne ha ne metta, ma soprattutto poi leggerò una cosa che ha scritto lui, cioè molti dei suoi libri poi vengono stimolati, no, dalla musica, dalla presenza della musica, e quindi sarà interessante capire con lui anche il rapporto che c'è tra musica e letteratura, che è un altro tema assai importante. Ciao a tutti intanto, ciao, Ciao Pippo. ciao a voi. Bene, allora, il primo libro di cui andiamo a parlare è appunto quello di Massimo e Federico, cioè Quando cantavano le Colt, e immagino, eccolo là, vedi? Eccolo lì, avvicinalo un po' verso Quando cantavano le Colt. Senti, Aspetta che lo prendo così. Anche edito, perché un mattone si può uccidere qualcuno, meglio di un film western. edito da... Casa musicale Eco di Monza, che ora è stata assorbita dal gruppo Volonté, quindi Ah, fa parte del gruppo Volonté. Però ok. nel 2016 è stato pubblicato dalla Casa musicale Eco di Monza, che è una piccola casa editrice dedicata proprio effettivamente a libri sulla musica, sull'opera lirica, sul jazz, proprio anche sugli spartiti, se non mi ricordo male, proprio Mm. pubblicazione di spartiti di musica classica. E il loro primo libro dedicato alla musica applicata alle immagini è stato per l'appunto il nostro, questa enciclopedia cinemusicale del western all'italiana. Ok, allora la prima domanda che faccio io, poi ovviamente facciamo intervenire anche gli ospiti, è, mi sembra di aver capito dalla prefazione che leggevo, che questo libro va un po' a colmare un vuoto, cioè di film western se ne è parlato e se ne è scritto tanto, ma di musica per film western ben poco. Dico bene? Sì, sì, dici bene, anche perché noi abbiamo piegato la bellezza di 5-6 anni per portarlo a termine, anche perché in origine erano 800 pagine e poi sono state ridotte senza svilire niente del contenuto dal nostro editore a 600 pagine su per giù. Però effettivamente l'abbiamo messo in pratica, abbiamo deciso di portarlo a termine perché effettivamente tranne articoletti qui e là, qualche saggio, qualche mini dossier, ma non c'era niente che riguardasse la storiografia cinemusicale del western italiano. E noi negli anni, soprattutto io con la rivista colonnesonore.net, ho intervistato tanti autori del passato, anche autori giovani, giovani leve, che avevano avuto a che fare con la musica western, e ho detto, caspita, abbiamo tutto questo materiale, abbiamo tante persone che ne sanno, soprattutto Federico è un espertone di quelli incredibili, e tanto se non ci fosse stato lui direi che forse non l'avremmo neanche portato a termine, perché la parte che è più preponderante del libro è tutta dedicata alle recensioni in ordine alfabetico di tutte le colonne sonore western uscite. A me non abbiamo trattato quelle che sono state pubblicate discograficamente, che sono Mm. più E chiedo a analizzabili, diciamo. Federico, Ti dovresti parlare un sentiamo po' più pianissimo. forte, dovresti parlare un po' più Sì, forte, no, se no... dicevo che
abbiamo parlato soltanto delle colonne sonore che sono uscite su disco, quindi limitate rispetto alla mole di western che sono stati girati come film. Anche perché, come diciamo nel libro, nella storiografia, su 600 pellicole western, diciamo che di memorabili ce ne saranno un'ottantina, però di quelle 600 la cosa che rimane più impressa su tutti i cultori della musica western italica sono per l'appunto le colonne sonore. Ed era giusto ricordarne i molteplici autori, perché oltre ai rinomati Morricone, Ortolani, Piccioni, De Masi, ce ne sono stati tantissimi altri che sono un po' rimasti nell'ombra, ma che hanno fatto dei lavori anche avanguardistici e sperimentali. Quindi era giusto parlarne. E poi abbiamo avuto anche questa diciamo che ce la cantiamo, ce la suoniamo con un colpo di colt. Abbiamo avuto da Morricone, poi parliamo anche di Morricone perché abbiamo qui con noi che presenta questo libro Alessandro De Rosa, che è il biografo ufficiale di Ennio Morricone, con Inseguendo quel suono. E Morricone mi scrisse e mi disse che l'analisi della partitura del buono, il brutto e il cattivo, come presente nel nostro libro, curata da Girano Tomasacci, non l'aveva fatta mai nessuno. Quindi per noi è stato anche un motivo di elogio straordinario che ci ha invogliato ancora di più a mettere in pratica e a mettere nero su bianco e stampare questo libro. Che torna a ribadire, se lo tiri a qualcuno lo uccidi, come si faceva nei classici western. Perché... altro che le Colt. Alessandro, allora diamo la parola ad Alessandro. Ma sì, io mi sono trovato, intanto ben trovati di nuovo a tutti quanti, mi sono trovato a presentare questo libro, o meglio, ad avere vari incontri con Massimo e Federico, uno me lo ricordo alla Radio Popolare, in cui l'abbiamo presentato, quindi l'ho conosciuto un po' così, poi ho avuto da loro una copia, l'abbiamo ripresentato in varie occasioni e insomma, al di là di tutte queste presentazioni, devo dire questo, parto con una mia osservazione magari di quello che è il mio punto di vista su questo libro. Già il titolo, Quando cantavano le Colt, è capace di mettere in mostra, diciamo così, una caratteristica, no? Che effettivamente è veramente propria del western italiano, cioè lo spostamento da quello che è tutto lo storytelling, i personaggi, eccetera, ma c'è una grande attenzione anche e soprattutto musicale. Quindi dei suoni, e non solo la musica, no, del cinema, ma anche proprio i suoni e i rumori che entrano nel cinema. E in effetti questa è una prerogativa di un certo tipo di western italiano, no? Molti dei titoli che ho visto in queste 520 pagine sono praticamente avete scritto 100 all'anno più o meno, perché ci sono voluti 5 anni più o meno. Molti di questi film sono nati in un periodo in cui il western era stato riscoperto, dopo diciamo il grande successo di Leone. E quindi forse anche per questo hanno dato alla musica un significato proprio particolare, no? Nella narrazione, che prima non si era mai visto né sentito. Quindi partirei proprio da questo, vi farei questa domanda, no? Avete identificato un po' nel genere western una caratteristica particolare per quel che riguarda l'utilizzo della musica, la scoperta di come si adopera la musica e magari anche di un cambio di tendenza, no? Di come si adoperava la musica e di come si è fatto dopo, in conseguenza a questi western italiani e soprattutto italiani, ma non solo, perché poi le tracce sono arrivate anche altrove. Sì, allora, innanzitutto, vabbè, si parte anche dalle innovazioni morriconiane, ad esempio, non so, l'inserimento della chitarra elettrica in un contesto sinfonico è una novità per i western introdotta da Morricone. E poi c'è tutto un repertorio anche di timbri tipicamente mediterranei, tipo il marranzano, tipo l'arghilofono, oppure strumenti proprio popolari come l'ocarina, che entrano e diventano proprio identificativi anche dei personaggi. Quindi c'è una cultura mediterranea che entra nel western e fa questo connubio così strano che però associato ai personaggi e alle immagini risulta straordinariamente efficace. Poi vabbè, l'epica delle trombe ripresa però anche dalla cultura nordamericana in realtà.
e tutto un patrimonio etnico anche folk, diciamo latinoamericano, musica un po' flamenco, un po' messicana, perché molti dei film sono ambientati in zone di confine, quindi anche questo è un elemento da tenere in considerazione. Poi ricordiamoci sempre che la differenza preponderante fra il cinema epico western americano, quello fordiano, comunque quello della grande frontiera per eccellenza, non è il cinema nostrano, non è il cinema italico. Il cinema italico è un cinema popolare, quindi l'utilizzo di questa strumentazione, di questi strumenti tipicamente etnici, tipicamente mediterranei, non potevano che essere così, perché, e infatti Morricone in quello è stato veramente, come lo era per tanti altri generi, un genio innovativo, perché ha capito che non si poteva commentare il western italiano fatto di primi piani, di volti, di sporcizia, di sudore, di violenza, come lo faceva Dimitri Tiomkin o Waxman o Steiner nel western di Ford o di Howard Hanks, a tanti altri. Non era il far west americano, era il far west italiano. Poi si è ambientato in Spagna, ambientato in una finta America, ambientato dietro Cinecittà a Roma come location, non aveva importanza, però era un'altra tipologia, erano altri personaggi, erano caratterizzazioni molto più crude, dure e violente, non erano quasi edulcorate come erano i western alla John Wayne, per intenderci. Quindi avevamo bisogno di una musica che fosse completamente riconoscibile e distaccata da quel genere lì. Ovviamente anche nel cinema western italiano c'era il degheio, c'erano i temi epici. Io mi ricordo che molti credevano che le musiche di Roberto Pregadio, per alcuni western italiani, ma anche per i primi western fatti pre-Leone da Morricone stesso, ancora avevano quell'enfasi, quella eriosità tipica del sinfonismo hollywoodiano, ma che fossero stati scritti da autori hollywoodiani. In realtà non erano Roberto Pregadio, c'era De Masi, poi vabbè, non li possiamo ricordare tutti, ma c'erano anche questi qua. C'è anche spazio però per alcuni autori un po' più sperimentali, anche tipo Miliardi con il famoso Matalo, che è un western pop psichedelico, che ha fatto un uso proprio psichedelico anche in chiave musicale. C'è una colonna sonora che sembra i primi Pink Floyd per certi aspetti, o insomma sperimentalismi elettronici anche vengono usati. Ci sta dentro un po' tutto, insomma, nel western. È vero, è verissimo. Poi tra l'altro questo libro qua ha la peculiarità che non ci sono solamente una molteplicità di recensioni, ma è diviso a blocchi. Ogni blocco ha le interviste a coloro che erano ancora in vita all'epoca, quando abbiamo iniziato il libro, ai parenti di coloro che hanno fatto grande la musica western italiana. E poi c'è tutta delle analisi di partiture. Tra l'altro abbiamo avuto dal figlio di Francesco De Masi, che è stato, se lo ricordano in pochi, ma è stato quello che ha realizzato più western in assoluto in Italia, e non solo, molti di più rispetto a Morricone, di grandissima elevata qualità. Il figlio Filippo, che è un regista della RAI, ci ha regalato le partiture originali del padre per poterle analizzare, e ha fatto un ottimo lavoro di analisi, proprio fotogramma per fotogramma e take per take, Andrea Natale, perché comunque è un libro, questo qui, non solo realizzato da me e da Federico, ma un libro collettivo. C'è Carmelo Milone che ha realizzato tutta la parte storiografica e ci ha regalato le locandine, i flani originali dell'epoca che venivano affissi nei cinema, meravigliosi, con delle robe incredibili, anche al limite della pacchianeria, perché c'erano delle diciture dei film. Infatti, perché l'abbiamo chiamato Quando cantavano le colte? Perché citiamo... Sì, rifà verso un film famoso che le colte cantarono la morte, fu tempo di massacro. Ci sembrava carino parafrasare per il libro questo titolo. Che era di Lucio Fulci, sì. No, infatti è azzeccatissimo come titolo. Io ero curioso dell'angolo di visuale dello scrittore qui, Pippo Russo, circa, ecco, un po' tutto quello che abbiamo detto, e circa, ad esempio, sì, appunto, ma perché non avete nessuno di voi usato il termine spaghetti western? Guarda, stavo notando esattamente questo. Cioè, lo diciamo all'inizio della prefazione del libro, la spiegazione del perché è nato questo libro, lo diciamo una volta e non viene più scritto da nessuno degli
dei collaboratori e da noi due, dagli autori, perché noi odiamo il termine spaghetti western, perché è stato affibbiato dagli americani per prendere per i fondelli il genere western italiano, come quando chiamavano i nostri polizieschi, li chiamavano poliziotteschi, o addirittura il western alla matriciana, noi l'avevamo chiamato. Quindi c'è tante tipologie di nomi che erano meravigliosi. Magari lo chiamavamo quando cantava il western alla matriciana, che era bellissimo come Prego Pippo, vai. Scusa, Pippo. Ma guarda, a me è venuta una suggestione che è un po' una suggestione di ritorno, perché mi sono trovato spesso a riflettere sulla complessità di questo genere cinematografico, e ora il libro che viene presentato adesso mi dà l'opportunità di tornarci, anzi lo leggerò molto volentieri. Il western in realtà come genere cinematografico è estremamente complesso, e quando si parla della differenza musicale fra il western tradizionale americano e il western all'italiana, non spaghetti perché concordo che si tratta di un'etichetta spregiativa, dobbiamo tenere conto di quella che è una differenza di prospettiva, che è un po' la differenza che esiste, per dirla anglofonamente, fra history e story. Cioè, i film western statunitensi sono film storici, raccontano un'epopea, raccontano la frontiera, raccontano il mutamento e l'edificazione della società americana, e dunque è ovvio che ci sia una colonna sonora epica. I film western all'italiana, e poi tutto quello che ne è seguito, è un genere anche quello molto composito, raccontano stories, cioè piccole storie, vicende che avrebbero potuto benissimo essere costruite in un'altra epoca storica, perché poi ricostruivano degli schemi della contrapposizione che avrebbero potuto prendere vita in epoca medievale o in epoca futuristica. Quindi la colonna sonora va di conseguenza, non ha il respiro della grande storia, e per quanto ci rientrino autori mitici come Morricone e altri, però ha anche un respiro diverso, è una colonna sonora che deve stare più a suscitare l'emozione dello spettatore, che è anche uno spettatore con un gusto molto diverso rispetto a quello del western tradizionale, tant'è che se voi state a misurare le opinioni dei telespettatori o cinefili di non grande palato e di una certa età, vi diranno che in fondo quei western all'americana, quei western statunitensi erano così noiosi per quanto lunghi, mentre le vere emozioni erano nel western all'italiana. È chiaro che il canone musicale è completamente diverso. Anche perché i motori narrativi principali del western italiano sono la vendetta e i soldi, in pratica. Ed è chiaro che ci si concentra molto sul cinismo dei personaggi. Quindi le musiche vanno di conseguenza. Io aggiungo un altro schema fondamentale, che è quello del duello, la contrapposizione uno contro uno, il bene e il male, la vendetta che restituisce giustizia laddove c'era stato il torto. È uno schema estremamente semplificato che funziona, cosa che nel western americano, che è invece rappresentazione storica di un'epoca, c'entra relativamente. Certamente, sì. Infatti diciamo che i western italici più scadenti sono quelli che fanno il verso al cinema americano, perché non lo possiamo fare né ora né mai. Cioè, siamo capaci, siamo stati anche capaci, anche Leone stesso è stato un grandissimo da quel punto di vista, però ovviamente iniettando comunque dei canoni stilistici della cultura italiana, della cultura comunque anche popolare, nostrana. Effettivamente non si poteva, cioè veramente i film più brutti, per chiamiamoli più brutti, e sono quelli che facevano l'inverso. Addirittura ce n'era uno che, perché poi Federico li ha visti tutti, io Bonaparte, ma lui li ha visti tutti. Ce n'era uno che era, cos'era, l'Iliade dell'Odissea, uno che su Omero, Leone ha sempre detto che si è ispirato tantissimo ad Omero per creare storie e personaggi. Sì, poi c'è il ritorno di Ringo, credo che sia basato sull'Odissea, cioè il ritorno più la vendetta di chi era stato lontano da casa per un po'. Quindi comunque, cioè, ti dico, alla fine effettivamente la cosa che a noi interessava maggiormente era dare voce a chi era stato dimenticato, perché magari
e come è capitato anche a Ennio Morricone, ma a moltissimi altri, Trovaioli, Ortolani, Piccioni, hanno realizzato musiche bellissime per film bruttissimi, quindi oramai dimenticati. Almeno con questo libro diamo un attimo luce, accendiamo nuovamente la luce a quelli che sono rimasti nell'ombra fin troppo tempo. E magari non ti vai a vedere il film nella sua interezza, però la colonna sonora te la vai a recuperare, che è la cosa fondamentale, per la perdita di un'arte e di una modalità di fare musica che molti oggi hanno dimenticato, perché poi se parli di western parli subito di Leone e Morricone, ma ci sono stati grandissimi sodalizi oltre quelli, e torno a ribadire, uno dei più grandi secondo noi è Francesco De Masi, che ha realizzato delle colonne sonore memorabili. Purtroppo quando vieni poi ad entrare nella scia nella scia morriconiana, poi molte cose si vengono a perdere o diventano semplicemente degli emuli di, che non è vero, perché molti hanno sperimentato, diceva anche Miliardi con Matalo, ma tantissimi altri. Cioè, perché Piccioni che ha messo degli elementi artistici nella colonna sonora. Piero Piccioni col jazz. Senti, siccome io devo fare l'arbitro e devo andare avanti, eccetera, eccetera, però mi incuriosiva un fatto. Io lo confesso qui, faccio una confessione biografica. La mia famiglia gestiva un cinema e quindi io, un po' tipo il nuovo Cinema Paradiso, io sono uno che è nato dentro i cinema, cioè quindi riconosco le varie figure, la maschera, il proiezionista, eccetera, eccetera. E da bambino una delle cose che mi affascinava era il momento in cui c'erano i film western. Perché? Perché arrivavano tanti altri ragazzini e via discorrendo, e mi ha colpito molto la frase che c'è nell'introduzione del vostro libro, a proposito di Prato, che c'era la domanda che facevano i ragazzini: ma si spara tanto in questo qui, ci stanno tanti morti? Cioè il western veniva pesato anche la quantità di morti la quantità di morti e di duelli che c'erano. Ma la domanda che vi volevo fare era questa: dal punto di vista storico, io il primo film che ho visto, ma veramente quando era uscito, era Giù la testa, che è del 71, sono andato a ricontrollarlo, avevo 11 anni. Ecco, la domanda che vi faccio è: storicamente e dal punto di vista cronologico, qual è quello che si può dire il primo western all'italiana e quello che chiude questo periodo, cioè l'ultimo? Allora, diciamo che ci sono stati molti western anche parodistici negli anni 50. Diciamo il primo potrebbe essere Duello nel Texas, credo del 63. Con le musiche di Morricone. L'ultimo è considerato invece, potrebbe essere California del 78 con Giuliano Gemma, di regista si chiamava Lupo, che chiude, che infatti ha dei toni crepuscolari proprio da fine genere, come se si chiudesse il cerchio e fossero tutti consapevoli della morte di un genere, e il regista avesse voluto dare però questo omaggio alla gloriosa storia del western all'italiano. Poi ci sono state delle riprese successive, un po' dei flop, tipo, non so, Tex, il Signore degli Abissi dell'85 e altri, però insomma, diciamo, la storia regolare finisce nel 78. I vari Trinità li considerate come facenti? E l'ultimo Trinità quando c'è stato? Nel 71. Ah sì? Ricordiamo che quest'anno sono i 50 anni del primo Trinità. Quindi, ma avrei pensato fine anni 70, pensate, quindi invece no, il 71. Infatti dei Trinità, diciamo, apocrifi, sì. Anche, però quelli ufficiali sono del 70-71. Poi ovviamente non stiamo parlando che l'ultimo western, diciamo, riconducibile alla narrazione della grande epopea è il New West di Giovanni Veronesi con Pieraccioni, David Bowie, Alessandro Marcuzzi, con le musiche di Donaggio, però non lo consideriamo perché, oltre al fatto che è stato un flop, diciamo che è staccato proprio nel libro diciamo ci sono tutti, e quelli che sono stati editi musicalmente ci sono tutti quanti. Io prima di passare ai tuoi libri, Marco, perché poi se no fare una puntata solo su western non mi sembra neanche giusto, anche perché parliamo anche di musica perché e parliamo anche dei tuoi libri.
Però mi sembrava giusto citare, visto che c'ho qui accanto Federico, che siamo i due tori principali, ma citare gli altri che hanno fatto un grandissimo lavoro: Andrea Natale, Cristiano Crippa, Andrea Rurali, Carmelo Milone, Giuliano Tomasacci e Stefano Sorice, e spero di non dimenticare nessuno, con qualche contributo qui e là di Maurizio Caschetto e di molti altri, però piccoli contributi, ma diciamo che siamo i fautori, tutti quelli che ho citato di questa bellissima enciclopedia. Vabbè, d'altronde un libro così monumentale, voglio dire, ci sta tutta, insomma, che ci sono un bel gruppo di collaboratori, infatti. Allora, non starebbe a me dirlo, però insomma andiamo avanti, io lascio la parola a Massimo. No, perché allora io sul post di presentazione di questa puntata io parlavo di tra passato, presente e futuro, perché adesso il salto sarà bello, cioè bello impegnativo, passare dalle cult alle produzioni di realtà virtuale, insomma, però allora... Io faccio già vedere, perché sponsorizziamo, sperando che si vedano, i due libri di cui andiamo a parlare di Marco Testoni, che sono, allora, sono Musica e multimedia e Musica e visual media. Allora, io direi che sono fondamentali, cioè uno è diciamo la faccia dell'altro, l'altra faccia dell'altro, le due facce della stessa medaglia, diciamo che uno non può prescindere dall'altro e viceversa, perché Marco riesce da music supervisor, dalla sua grande esperienza non solo di music supervisor per il cinema e per la televisione, ma anche da lui stesso compositore, autore di musica, non solo musica applicata alle immagini, diciamo che fa un bel viaggio all'interno del ruolo di quello che sono i compositori di musica applicata, i protagonisti, e quindi il sound designer, il consulente musicale, il music supervisor, e poi successivamente quello che oggi è il ruolo della musica nello sviluppo della multimedialità, quindi non solo la musica relegata all'aspetto cinematico o televisivo o videoludico, ma anche quello che sono l'utilizzo nell'arte, nella multimedialità, con i telefonini, tutto quello che si può fare anche da un punto di vista proprio di insegnamento, visto che comunque anche Marco è uno che fa delle lezioni riguardo all'utilizzo della musica e di tutte le sue sfaccettature, tutte le sue forme. E mi sembrava giusto che poi, tu hai invitato Pippo per parlarne anche, ma anche Alessandro può dire la sua, visto che lui è un compositore, nonché, abbiamo detto già, biografo di Morricone, ma è un autore che ha sperimentato tanto, che sta sperimentando ancora, e che poi lavora in radio, con la Radio Svizzera, e poi realizza dei podcast riguardanti proprio il rapporto che lui ha con la musica, quindi non interviste solo compositori, ma tutti quelli che stanno anche all'atere, che comunque fanno arte e che vivono di musica. Quindi io direi che sarebbe la cosa più bella fare una domanda ad Alessandro, una domanda a Pippo, inerenti a questi due libri che comunque sono fondamentali per capire dove sta andando a parare la musica oggi e i suoi protagonisti. Peraltro voglio dire che io Alessandro l'ho conosciuto perché i nostri libri erano usciti insieme e ci eravamo sentiti telefonicamente per reciproci complimenti, quindi mi fa molto piacere che adesso è lì. Poi andremo a parlare del libro di Alessandro da settembre. Pippo, se vuoi iniziare tu, io ho una domanda che bolle qui in pentola già da un po', ma posso aspettare. Se hai qualcosa tu, non so, magari... Ma guarda, io comincio, intanto ho fatto la prefazione di uno dei due, esatto. Quindi abbiamo anche presentati, quindi... No, c'è Massimo Privitera che ha fatto l'introduzione del primo e tu del secondo. Ma c'è un certo conflitto di interessi in questa No, Alessandro, io conto nella... sto per fare il terzo. Dopo aver letto l'introduzione di Pippo, diciamo che potrei anche andare a nascondermi in cantina, perché non sono a livello di Pippo è sorprendente. Infatti. No, a me interessava molto proprio il meccanismo della produzione delle colonne sonore, delle musiche di accompagnamento, che è un meccanismo produttivo sempre più costrittivo. È chiaro che l'artista deve venire a patti con la produzione. E chiedo a Marco se questo sia sempre più difficile o se ci siano ancora dei sorprendenti nuovi spazi di creatività.
Sì, fuori dal cinema e delle televisive spesso. Diciamo che il periodo d'oro, secondo me, è quello della possibilità di sperimentare. Adesso non ce n'è più tantissimo. Però, insomma, delle sacche di resistenza ci sono in qualche modo. Ma sai, il primo libro, Musica e Visual Media, era venuto fuori proprio dal fatto che ne ho letti tanti di libri inerenti alla musica applicata, ma non ce n'era nessuno che parlava proprio dalla parte di chi si sporcava le mani tutti i giorni, cioè nell'ambito della produzione della. E quindi, ad esempio, ricordo un libro di Plenizio, che è un direttore d'orchestra, che dava delle indicazioni su ciò che accade in uno studio di registrazione, ma in generale molto spesso erano o teorici accademici tipo Chion, tipo Miceli, o compositori che danno una loro immagine, cioè quello che pensano loro della musica per immagini, e non si addentravano quasi mai nell'aspetto produttivo. Io l'ho fatto e se, ritornando alla tua domanda, io credo che adesso il lavoro del compositore è diventato più un lavoro di artigiano. Lo è sempre stato, ma adesso molto di più, un artigiano digitale adesso è diventato, dove in generale la produzione, l'industria cinematografica ti ingabbia sempre di più in un determinato modo di lavorare. Ma non solo, adesso sono entrati in scena dei ruoli che una volta erano secondari nell'ambito della costruzione della colonna sonora, e parlo dei montatori, faccio un esempio, che adesso, come posso dire, tra virgolette, mettono bocca e mano anche al lavoro dei musicisti. A volte lo fanno bene, a volte lo fanno male, però questo è. Mentre, e qui arriviamo al secondo libro, quello che era Musica e Multimedia, lì invece, nell'ambito delle produzioni multimediali, perché una storia non è che si deve raccontare per forza solo con un film, con una visione lineare, si può raccontare una storia anche con la realtà virtuale, con le produzioni multimediali. Ecco, in quel caso lì siamo ancora al periodo, diciamo, d'oro della sperimentazione. C'è modo ancora lì di essere, tra virgolette, creativi. Alessandro, penso che questo. Sì, no, è molto interessante, anzi andrei ancora in una domanda di questo tipo, nel senso che proprio nel rispetto di quella che è un po' la caratteristica, no, del libro, così come, dei due libri così come li hai pensati, mi sembra che si parli anche in un certo senso di quelli che sono gli strumenti, no, di un compositore, perché anche questo è molto importante, cioè una volta faceva la differenza avere una buona capacità di orchestrazione, o una buona capacità appunto di scrittura tematica e via dicendo. Prima parlavamo di un collegamento, mi piacerebbe farlo comunque, giusto per accennarlo. La modularità invece sembra un qualche cosa che un certo tipo di cinema, prima parlavamo del western, parlavamo anche di Morricone, lui aveva inventato delle tecniche modulari, no? In cui alcuni elementi musicali si sovrapponevano sempre in maniera nuova, e quindi oltre a risolvere un problema di metraggio, quindi di poterlo allungare o accorciare, davano una coerenza, no, a quella che era la sonorità complessiva, no, che uno andava ad ascoltare. Questo so che sono delle tecniche che si adoperano anche, ad esempio, in contesti nuovi, con media nuovi, come la realtà virtuale e via dicendo. Quali sono però gli strumenti che un compositore deve avere? Perché io so che ormai, oltre all'orchestrazione e via dicendo, sempre più ci stiamo spostando quasi su una conoscenza di programmatore, essenzialmente, anche, non solo di musicista. Mi sbaglio? No, assolutamente non ti sbagli, non solo di programmatore, ma io potrei metterci anche il lavoro del sound design. Certo. Quindi i linguaggi sono sempre più
quantitativamente sono sempre più numerosi, a mio modo di vedere. Bisogna conoscere sì l'informatica musicale, il digitale, il sound design, bisogna avere anche delle nozioni, secondo me, di montaggio, a mio modo di vedere. E da quanto sento dire in giro, peraltro Soundtrack City è stato buonissimo, una piattaforma per conoscere le opinioni di tanti musicisti. Ormai il musicista deve fare anche il produttore esecutivo, peraltro, e quindi avere anche delle nozioni di, tra virgolette, marketing, sapere gestire dei capitali, quindi sia dal punto di vista estetico, artistico, che dal punto di vista organizzativo e gestionale, la figura del musicista è cambiata totalmente. Ora, per quanto riguarda la modularità, io penso che la declinazione attuale, che poi sarebbe cioè creare una colonna sonora STEM in sostanza, che però fa sì, è come dare le chiavi di casa a chi che sia, in sostanza, per un musicista, perché se ti ritrovi, ripeto, un montatore, un regista illuminato, l'uso degli STEM fa un uso ragionato e molto sensibile degli STEM. Se così non è, andiamo incontro, ripeto, al concetto veramente di dare le nostre chiavi di casa a colui che magari non ne sa fare un uso accurato e sensibile. Questo è uno. Io poi ne parlerò più diffusamente sulla seconda parte di questo nostro incontro che avverrà domani. Nel futuro quello che vedo invece, Alessandro, è la famosa musica adattiva. Ovvero, io credo, e questo la maggior parte dei musicisti purtroppo non è tarato tanto nel considerarlo, ovvero lo spettatore cinematografico ormai è un po' come il panda, ce n'è sempre meno, e per spettatore cinematografico intendo dire colui che va a vedere un film, assiste al film senza interagire con il film. E lì faccio sempre l'esempio di Peter Greenaway, che diceva che nel 1982, quando è stato inventato il telecomando, se non vado errato ma forse un po' dopo, è finito il cinema come noi lo intendiamo, ovvero dove lo spettatore è statico di fronte all'opera che sta vedendo. Adesso pensiamo allo streaming, pensiamo alla possibilità di registrare una cosa, vederla a pezzi, tagliando il ritmo del film stesso, perché un film è un conto vederlo in maniera lineare, è un conto vederlo a singhiozzi. Ma la cosa, quella fondamentale, è che a mio avviso il mondo dei videogiochi entrerà nel mondo della narrativa cinematografica come la intendiamo noi. Il videogioco è una cosa, appunto, lo dice il nome stesso, è una cosa ludica, quindi deve prevedere l'interazione per divertimento, diciamo così. Ma non esiste solo questo tipo di prodotti, esistono delle produzioni bellissime. Faccio sempre l'esempio di Laurie Anderson, che ha fatto delle installazioni multimediali bellissime dove si racconta una storia, ma lo spettatore può decidere se andare di là o di qua o di su, a destra o a sinistra. Addirittura, forse questo Pippo Russo già magari lo sa, anche dal punto di vista dello storytelling, della narrazione, della scrittura di una sceneggiatura e via dicendo, ormai si prevede anche in quel senso la possibilità che lo spettatore decida un finale anziché un altro. Quindi, nel senso, io credo che da tutto questo prossimamente nascerà qualche cosa di importante. È un po' un cambio epocale, come quando dal teatro si è passato al cinema e quando dal sonoro si è passato al muto, solo che ci stiamo talmente dentro adesso, stiamo ai primordi, che non riusciamo bene a vederlo. È interessante, io ti faccio un'ultimissima domanda se abbiamo ancora il tempo, perché questo è un problema che mi sono posto anche, del fatto della, diciamo, la linearità del cinema, no? O comunque di un libro,
diversa da quella dall'interattività offerta già da un libro. Ti ricordi che c'erano quei libri che potevi scegliere, no? Dove andare, quindi avevi un grado di interattività. La realtà virtuale e così alcune esperienze ci portano in questa dinamica proprio di imprevisto, come dire, quindi Sì. di imprevisto anche per gli autori in qualche modo, no? Anche se Certo. limitando cioè ci sono molte più variabili. Certamente però io vedo anche lo sviluppo ad esempio di intelligenze artificiali, cose di questo tipo, logaritmi. La domanda che mi faccio, che forse è un po' provocatoria, mi chiedo sempre, ma ci sarà bisogno ancora di compositori? Perché ormai se ci informiamo in rete scopriamo che dei logaritmi costruiti ad esempio in Spagna o in altre università del mondo riescono a ricreare o comunque a creare musica, no? Con alcuni parametri e dalle infinite possibilità, in un certo senso. Secondo te cioè il mercato accoglierà ancora la figura del compositore, oppure il compositore sarà sostituito da un algoritmo in qualche modo, da una serie di algoritmi che interverrà, no? in relazione all'utente? Chi difenderà questa figura sono i registi, perché non consentiranno mai ai registi una cosa del genere, di essere schiavi di un algoritmo. Quindi se vincono i produttori forse, ma se vincono i registi la vedo difficile. Ora, se tu mi chiedi se la figura del compositore resterà, io dico sì, la figura del musicista resterà. Voglio dire, lo dico a tutti i musicisti, ragazzi, alziamo la testa, la nostra arte esiste da 2000 anni e più, ok? Il cinema e tutto quanto ciò che ha a che fare con la musica applicata da molto meno tempo. Quindi io credo che sopravviverà in un altro modo. Certamente ci sono delle produzioni obiettivamente, diciamolo, in certe produzioni televisive o soprattutto televisive, sì, forse secondo me il compositore non serve. Già adesso è molto spesso sostituito da chi fa il music supervisor che mette la canzoncina o altro. Io. E quindi allora voglio dire, nel senso, ma sto scherzando, io credo che più il compositore sarà autore e meno ci sarà questo rischio. Se il compositore starà troppo a servizio della produzione, e sarà così. Ecco, tu Alessandro mi insegni che Morricone era tutto meno uno che stava lì al servizio nel senso passivo del termine. Beh, ecco, forse quel concetto di autore lo dobbiamo un po' riprendere, anche perché se no il compositore diventa un tecnico. Già nei premi il musicista viene considerato un tecnico, se ci fate caso, ed è un'aberrazione secondo me, in quanto il musicista è un autore. Ecco, quindi la risposta è: più il musicista sarà autore e quindi in grado anche di cambiare l'immaginario collettivo. A proposito di questo vi faccio una domanda a ritorno a Massimo Privitera, Federico e Alessandro, e che c'entra però anche con tutto quanto il discorso, ritornando alle colt. Mi è rimasto impresso una frase di Pasquale Catalano che ha, durante una nostra intervista, riferendosi a Morricone, e disse questo, ha detto questo, guarda, l'ho riportato: la massima aspirazione che può avere un compositore di musica applicata è riuscire a cambiare l'immaginario collettivo. Ennio Morricone ci è riuscito almeno 2 volte, e una di queste è quella relativa al paesaggio sonoro e alla musica del film western. Cioè, cambiare l'immaginario collettivo, cioè non sta scritto da nessuna parte che la musica western debba essere legata al marranzano o al fischio, anzi è proprio no. Ecco, io credo che il musicista abbia un senso se continuerà a cambiare l'immaginario collettivo. Un algoritmo non lo cambierà mai, perché accarezzerà il pelo dalla direzione, non andrà mai contro pelo. Il musicista è quello che può avere la voglia di creare, di dire: il marranzano con il western è la morte sua, cosa che sinceramente uno ci pensa e dice è un'assurdità. Io sono tendenzialmente surrealista, io adoro i surrealisti, che insegnano molto dal punto di vista estetico.
Sì, No, Massimo? diciamo che si potrebbe aprire una marea di risposte, di altrettante domande conseguenziali, perché comunque con tutte le interviste che abbiamo fatto, io e te, a tutti gli autori, non solo compositori, ma anche coloro che come montatori, come tecnici del suono, come ingegneri, lavorano in quest'ambito qui, e sappiamo benissimo che le difficoltà sono enormi soprattutto per chi vuole sperimentare oggi come oggi non è una cosa molto molto fattivamente facile, perché poi ci sono tutte le problematiche date dalla produzione. Ora io vorrei fare una piccola polemica, la chiudo lì. Tutte le reti streaming, dati i pagamenti infimi che fanno, portano ad avere anche un abbassamento della qualità di tutti i prodotti che vengono realizzati per le serialità, per il cinema e quant'altro. Però effettivamente io dico sempre, quando mi dicono non c'è più oggi un Morricone, non c'è più oggi un Williams, non c'è un Goldschmidt, non c'è un Herman, non è vero. Se gli dai la possibilità di sperimentare, di dare la sua voce, di essere effettivamente quello che lui ha acquisito, ha studiato e ha messo in pratica, può darsi Magari che sì. effettivamente ci siano questi nomi che possono anche dare un tocco di vitalità, un tocco di alternativa di sperimentalismo alla musica per immagini. E lo dico sempre anche questo, che andate a dare un orecchio alla Spagna, ai paesi nordici, da dove venivano Johan Johansson, certo. perché non è vero che il sound design ha appiattito e Zimmer ha appiattito il modo di fare musica, non è vero, ci sono state tante innovazioni anche grazie a lui. Ascoltate gli spagnoli, ascoltate soprattutto il che se ne parla sempre poco, tutta la musica che viene dall'Oriente. I giapponesi, i cinesi fanno una musica incredibile, con delle trovate geniali a livello di quelle che erano negli anni 60, ne parlava Andrea Guerra, no? Rispetto alla sua esperienza a Bollywood, che sperimentano ancora. Senti, allora io concluderei visto che abbiamo qui sia Pippo che Alessandro, io adesso a questo punto vorrei parlare, se non vi dispiace, appunto di loro, dei loro lavori, di quello che stanno facendo, seppur ovviamente brevemente, perché mi piacerebbe poi dedicargli proprio una puntata. Quindi qualcuno di voi, dei due, va di fretta? Alessandro? Così inizio. No, io avevo iniziato per primo, aspetta a Pippo adesso incominciare a rispondere alle vostre domande. Ok, allora, quindi vado con te o vado con Pippo? Ditemi voi, vado con Pippo. Per me fa lo stesso. Allora, vado con Pippo. Dunque, io ho avuto la fortuna come posso dire, di stare lì in prima fila, in pole position, quando tu scrivevi questo libro, che eccolo qui, Memo si chiama. Perché? Perché questo libro addirittura ispirò un mio pezzo. Tu mi portasti nella location da dove era partito, da dove ti sei ispirato, che stava vicino a Firenze. Non pensate a una cosa romantica, perché non è niente di tutto questo. Allora, io però, questo libro è ogni capitolo, c'è all'inizio c'è un titolo di un brano che in qualche modo ha dato il là al capitolo stesso. Io però vi voglio leggere queste sono brevissime, sono 10 righe che però mi sembra, come posso dire, piuttosto chiara come l'approccio che Pippo ha nei confronti della musica. Come nel precedente romanzo, anche in questo la musica ha una presenza essenziale. Alcuni brani sono stati decisivi per la nascita e lo sviluppo di Memo. Certamente Pi Greco di Kate Bush, che da solo sintetizza tutte le atmosfere della storia, richiamando una magia che non si riesce a decifrare se sia bianca o nera. Del resto, il più delle volte il confine fra le due è illusorio. Ascoltarlo una sera solitaria di novembre 2005, P di Kate Bush, seduto sul divano di casa, fu come vedere aprire la porta che c'era
cercavo da qualche settimana. Certe volte basta avere pazienza e trovare la giusta musica delle cose e la storia viene fuori da sé. Quel brano di Kate Bush mi ha preso per mano e portato dritto a Oblivia, raccomandandomi di rimanere lì tutto il tempo che avessi voluto. Credo di non essere ancora tornato, anche i brani dei capitoli 17, 23 e 25 sono stati fondamentali, gli altri si sono lasciati trasportare dietro la storia e mi hanno trasportato dentro di essa. La musica ha sempre un messaggio per chi ha voglia davvero di stare ad ascoltarla. E questo è bellissimo secondo me, perché è vero, la musica ha sempre un messaggio per chi ha voglia di ascoltarla, se no è solo funzionale a qualche cosa e sta lì, messa da una parte. Ecco, mi incuriosisce, l'ho fatto questa domanda anche a Paola Mammini, una sceneggiatrice, come la musica possa entrare in gioco nell'ambito della creazione di una storia, di un romanzo. Cioè nel senso, noi parliamo di musica a livello saggistico, però farla rientrare come miccia all'interno di un romanzo, mi spieghi questo rapporto un po' meglio? Ma intanto penso che sia un rapporto sempre personale, ciascuno di noi ha un rapporto personale con la musica, con la letteratura e con quello che scrive. Se si parla di creazione letteraria, si parla di una creazione di atmosfere. Ogni scrittore ha in testa quello che vuole scrivere, ha un'idea di come vorrebbe scriverlo, ma soprattutto ha in mente un'atmosfera. E quella è la cosa più difficile da comunicare. L'immediatezza della musica come forma artistica sta in questo. Tu comunichi delle sensazioni, lo fai immediatamente. Con le parole è una cosa molto più difficile. Fra l'altro non tutti sono in grado di maneggiarle, c'è chi è più prolisso di altri, c'è chi si lascia prendere troppo e non rende quello che vorrebbe. E allora io da questo punto di vista sono sempre stato un assertore del fatto che ci debba essere una fusione fra la musica e la parola scritta. Poi è chiaro che la musica che un autore usa è in parte funzionale perché lo aiuta a tirar fuori quello che ha dentro. In parte in realtà è la musica che ti sta comandando, perché ci sono brani che veramente hanno ispirato una storia intera e hanno dato l'atmosfera. Il caso di Pi Greco di Kate Bush è veramente straordinario. Altri brani che invece vengono quasi cercati dall'autore, come se fosse cercare con la bacchetta del rabdomante per capire quali sono le note magiche che possano aiutare la storia che hai dentro a venire fuori, perché la musica è anche una straordinaria levatrice in questo senso. E devo dire che molti lettori che hanno letto questo libro e altri influenzati dalla musica poi sono entrati in un terreno di confronto. C'è stato uno che ha detto: ma sai, io in quel capitolo anziché il brano che tu hai scelto ci avrei messo quest'altro. E anche questa è una cosa bellissima, perché significa che i lettori, scusate, pur magari non essendo pienamente d'accordo con le scelte musicali, sono però entrati in quella forma mentis, perché hanno capito quanto sia importante coniugare la scrittura con la musica. Io senza la musica non riuscirei a scrivere, senza avere un riferimento musicale su quello che sto facendo sarei molto meno ispirato. Ti serve come quasi dei riferimenti, delle reference, noi le usiamo per altre vicende, quindi dei riferimenti. No, ma è interessante questo perché tu parli di... Se posso inserirmi un attimo, si tratta più o meno dello stesso metodo che su un'altra arte, proprio quella del cinema, viene usato da Quentin Tarantino. Una volta lessi una sua intervista e lui disse che quando ha una storia in testa e sta lì per capire come la debba definire e sgrezzare, comincia a ascoltare la musica che ha amato, a tirar fuori tutti i dischi, i vinili, e poco a poco la cosa viene fuori. Ecco, grosso modo il metodo è quello.
Si tratta di ricercare il mood, che è una cosa Sì, che chi ha esattamente. le library di production music conosce perfettamente. Mi viene in mente che anche Sorrentino scrive le sceneggiature con le note a margine proprio dei Sì. pezzi al minutaggio proprio preciso. Quindi no, comprendo perfettamente questo. Senti, dopodiché ti faccio la domanda di cosa stai scrivendo adesso, ma adesso io passo ad Alessandro. E invece la domanda che ho ad Alessandro da tempo è questa. Di musicisti che scrivono, mi sono posto questo problema scrivendo libri, ce ne stanno veramente pochi, ce ne stanno veramente pochi. Se si tratta di scrivere metodi è un conto, ma scrivere un saggio o come nel caso di Alessandro una biografia che però non è esattamente una biografia, è molto di più. Ecco, è una cosa che è una dote che secondo me devi avere, forse o c'hai o non hai. Come ti è venuta a te, Alessandro, questa tua seconda vita da scrittore? Ma è intanto una domandona, cioè una domandona che non saprei neanche bene rispondere. È venuta perché alcune cose nella vita vengono e devi reagire a queste cose. Io me la sono un po' cercata, devo dire la verità, con Ennio, e però poi è successo. Quindi è successo che c'è stata un'apertura da parte sua. Beh, la storia adesso non la so raccontare perché Perché ce ehm, la racconterai un'altra volta se ti va. poi adesso io ho deciso veramente come dire, riposare un po' da questo Mm, punto di vista, anche perché c'è molta intensità, insomma, mm, nelle giornate passate e in quelle che verranno. Però sicuramente quello che posso dire è che appunto noi abbiamo molto spesso l'idea che scegliamo, no, le cose, che le cose le scegliamo, le vogliamo, le prendiamo, no? C'è questa idea un po'. A volte delle cose accadono e ci vogliono, da quello che io ho capito, ci vuole una condizione però, una condizione molto particolare, una propria condizione di ricercare questa cosa, anche inconsapevolmente, e io in questo caso, con Morricone, cercavo una relazione autentica e di scambio. Dall'altro lato ci deve essere la risposta dell'altro o del contesto, no? Che prima anche Massimo faceva questo ragionamento a proposito dei compositori. È vero, ci sono dei compositori molto bravi oggi, no? Anzi, forse come a livello esecutivo ci sono degli esecutori straordinari, ma io se penso indietro nella mia piccola esperienza musicale, le opportunità che ho trovato ad esempio in un paese come l'Olanda, ad esempio di essere eseguito da professionisti, quel tipo di relazione lì ha restituito in me una consapevolezza di chi sono io anche. Quindi mm. chi sono io dipende sempre anche dal contesto. Allora ecco che quando queste due cose si incontrano, la nostra ricerca e qualcosa che accade fuori, beh, non voglio utilizzare la parola miracolo perché non è miracolosa, è una cosa che dovrebbe essere normale, purtroppo non lo è. Però quando questo accade si crea qualcos'altro, si crea un altro contesto, Mm, no? mm, La filosofia orientale lo prevede già da mm, tanti anni, da tanti millenni. mm. E questo mi sembra importantissimo, è la potenza della relazione. Io non mi stuferò mai di ripeterla questa cosa perché ci credo davvero. E allora ecco che ti crea un altro contesto. Chi l'avrebbe mai pensato che eppure ti trovi lì che lo stai facendo e questa cosa inizia a funzionare, allora ci inizi a credere. E per me è una cosa di questo tipo. Quindi sì, rispondo in questo modo, ecco. E penso che così rispondendo si collegano alcune cose che abbiamo detto, anche prima che ha detto Massimo, che ha detto Pippo, no? Ad esempio anche la relazione con la musica, no? Qualcuno scrive, è vero, crediamo di scegliere, poi alcune cose accadono. Sabrina Zunnui, spero di averlo pronunciato correttamente. Sì, non bisogna essere passivi, no? Non voglio adesso fare il maestro zen di questo, insomma, di un'altra dimensione, però è vero, bisogna stare alla ricerca e al tempo stesso lasciare che le cose accadano, che ci sorprendano anche in qualche modo. Prima stavo dicendo, Pippo stava parlando di questo rapporto con la musica, no? Noi siamo molto spesso abituati, quando parliamo della musica, che è un linguaggio molto astratto, a pensare che questa musica è o non è, a prescindere, no? Invece Pippo, penso che lo stava dicendo prima, lo ha detto, dipende molto da chi ascolta. Allora,
È vero che in una determinata musica noi sappiamo che a livello di tendenza di questa cultura produce un'emozione. Il compositore lo sa, sa giocare su questo, no? E quindi crea quella determinata sensazione e lo innesca nel pubblico. Ma la verità è che se ci fosse un marziano che arrivasse sulla Terra e vedesse lo stesso film, magari vedesse Guerre Stellari, si stupirebbe, magari reagirebbe emotivamente in maniera completamente diversa, no? E questo è sempre molto interessante per me, perché veramente è una realtà, no? Di dialogo sempre in mutazione, che dipende da noi e dipende dall'altro. Non c'è un punto fermo, non so come posso dire, non lo No, riesco no. a fare. È così. No, capisco perfettamente, come capisco a proposito del marziano, che siccome andiamo avanti molto su cliché, quindi ne parlo spesso, tra musicisti bisognerebbe magari cercare anche di capire la semiologia della musica, perché esiste, capito? Esiste come, anzi, chi fa questo mestiere la conosce e ci gioca, come dice Alessandro. Io a questo punto chiedo sia a Massimo che a Federico, e qui e poi faccio il prefinale. Voi invece, dal punto di vista proprio della scrittura, avete altri progetti in ballo? Per il O momento dopo aver fatto questo monumento oramai? Io continuo a scrivere recensioni per colonne sonore, quindi Sì, diciamo dei sì, microprogrammi per ora. sì. Poi se qualcosa forse bolle in pentola, ma preferiamo magari tenercelo infatti, in serbo. Ho Senza... capito, ho capito, ho diciamo che capito. siamo dietro a qualcosa da un po' di tempo e Eh, il Covid ci ha bloccato, ma come ha bloccato anche i miei 2 libri che dovevano uscire ora, ma mm, forse si vedranno a vita il prossimo anno. mm. Hanno sempre a che fare con la musica applicata alle immagini e spero anche lì di rompere un po' gli schemi stanti del modo di... Io Mm. non sono né uno scrittore né un musicista né un musicologo, come ogni tanto mi affibbiano, ma non sono io sono un appassionato. Mm. Quindi siamo 2 appassionati che Ti scriviamo pare di poco? musica. Infatti non mi sembra poco, sinceramente. E forse manca quella a molti, la passione, quello che io riscondo invece in Marco, in Alessandro e in Pippo e si sente subito. Non per sviolinare perché siamo tutti quanti qui in questo momento, però manca effettivamente, e lo dico anche ad Alessandro che ha in ballo un libro, un romanzo, e non è una cosa da poco scritto col fratello, e manca la passione, mettetecela, anche i compositori, metteteci sta benedetta passione che ve la siete dimenticata chiusa da qualche parte. Sì, magari è un po' meno di mestiere nel Bravo. senso, capito? Cioè, ho capito, lo sapete fare, bravi, andiamo avanti. Allora, Alessandro, però lui ha, come dire, detto una cosa che tu stai Ormai scrivendo. mi ha bruciato tutto, non so più cosa dire. A questo punto non ho più novità. No, vabbè, ci sono tante cose che stanno bollendo in pentola e che si sta cercando questo editore. Insomma, abbiamo scritto questo romanzo con mio fratello, è stato terapeutico, diciamo, da più punti di vista, è stata un'esperienza incredibile. Potrebbe fermarsi qui, sono già contento così. E poi ci sono tanti altri progetti che stanno continuando. Poi, sai, in questo ultimo periodo di lockdown, o come lo chiamiamo, insomma, duro per molti, io ho ritrovato un certo dialogo con me stesso, quindi mi sono messo a scrivere canzoni, a fare delle cose che non facevo da tanto tempo e mi piace questa cosa. Quindi mi sono detto che, cavolo, alla fine, dopo aver dedicato tanto tempo alla musica, è giusto anche che io alimenti questa cosa. Non so se questo porterà nell'immediato a una relazione appunto esterna, però intanto è entrata la relazione con me, no? E questo è importante perché chiaramente gli ultimi anni sono stati anche molto funzionali alla pubblicazione con Morricone, al lavoro anche di promozione, al lavoro di sostegno a questo. Poi anche con Morricone, insomma, avevamo fatto, diciamo, un lavoro che è stato poi pubblicato dopo il libro. Si potrebbe parlare di una novità, perché forse non lo sapete neanche voi. Si trova su Audible di Amazon questo programma, è un'intervista di 3 ore e 10 minuti, una cosa di questo tipo, che in realtà io ho riadattato in qualche modo a questo utilizzo
Sono delle interviste che avevamo fatto con Ennio nell'ultimo periodo, diciamo, ci eravamo fermati qualche mese fa, essenzialmente. Il grosso l'avevamo fatto quando lui aveva compiuto i 90 anni, o meglio, stava per compiere i 90 anni, quindi è successivo al libro. In un certo senso io lo trovo una testimonianza interessante. Ennio aveva ascoltato una versione ancora con la musica. Voi sapete che nel podcast la musica non si può inserire per Lo so, maledizione, lo so. Quindi questa è stata un po' una fatica, diciamo, che è uscita qualche mese fa e che adesso si trova lì, e quindi, diciamo, anche questo ha preso tempo, no? Anche questo ha preso tempo, e ora va bene, quindi sono diretto verso altre cose. Poi c'è una cosa che bolle in pentola per settembre, ma per il momento non ve lo posso dire. Anzi, non lo so neanche io, quindi non lo posso dire a nessuno, neanche a me stesso. Vabbè, ma tanto Alessandro ti braccheremo, quindi prima o poi, quando la cosa prenderà forma, vedrai che ti arriva una telefonata di Massimo mio, quindi non c'è problema. Senti Pippo, allora, e qui arriva il bello, ragazzi, questi fuochi d'artificio finale. Allora, Pippo, se andate a vedere la bibliografia di Pippo, pensate che sia o matto completamente, cioè, perché veramente è l'uomo che può scrivere dallo sport alla biografia di Maona Pozzi, passando per la sociologia, cioè è incredibile, e poi i romanzi, peraltro. Io ho conosciuto Pippo con questo romanzo, che forse... non so se si legge, il mio nome è Nedo Ludi, che come parlare di calcio, ma in realtà non sta parlando di calcio, sta parlando di ben altro. Peraltro mi hai fatto tu conoscere la figura di Ned Ladd, che io non conoscevo. Pensa che ignorante che sono, un musicista ignorante. Allora, che cosa stai facendo? Dai, di anche il titolo, l'ultimo che è uscito, che non è esattamente un titolo da sotto l'ombrellone, però... Faccio vedere, l'ultimo uscito è questo, è Calcio e cultura dello stupro, il caso Esatto. Ched Evans, quindi è una Esatto. cosa a metà tra l'inchiesta giornalistica e l'indagine sociologica. No, ora sto lavorando a diverse cose, sia di narrativa che di saggistica e inchiesta, non so quale concluderò prima, però ci tocca dirlo che c'è qualcosa che stiamo facendo assieme, Sì, e che dovremmo riprendere. È da una vita che io e lui tentiamo la strada di un audiolibro, ma di un audiolibro molto particolare, non esattamente, quindi... senso che io scrivo i capitoli e tu li musichi, anche se sono fermo con la scrittura da un po', quindi colpa mia. Però diciamo che il titolo è Umanità in allestimento e speriamo di farlo quanto prima. Di allestirlo. Esattamente. Va bene, senti ragazzi, io a questo punto vi saluto a tutti, vi do un abbraccio, è veramente bello parlare con voi, mi arricchisce sempre, e quindi sarei qui a continuare ore e ore, e invece facciamolo a goccia, facciamo un po' alla volta, ripromettiamoci di risentirci, anzi me lo auguro tantissimo. Grazie ad Alessandro De Rosa, a Pippo Russo, a Federico Biella, e grazie al mio socio Massimo Brivitera. Domani ci sarà la seconda parte di questo format, e dopo Tutti al mare, tutti in giro, dico per informare chi ci ascolta e ci vede che per tutta il mese di agosto ci saranno le nostre pillole, cioè tutti gli interventi che i vari nostri ospiti hanno fatto all'interno dello speciale Nastro d'Argento, dello speciale Davide Di Donatello, dello speciale Sakamoto, dello speciale Zimmer, si sporzioneranno, come dicono i camerieri, e ogni giorno ce ne sarà uno da qui, dal 1 agosto al 1 settembre. Ci saranno proprio tutti, quindi chi se l'è persi li può risentire. Grazie a tutti, un bacio, un abbraccio, ciao. Ciao, buonasera.